molto lento al via. La macchina che stacca e nel lancio per Bibi, Pistoia e Pretty Fans. Per Bibi rientra Pistoia che si accoda, Pretty Fans all'esterno, più indietro Pampa dei Greppi. Bocco della prima curva per Bibi a scandire il ritmo, Pistoia di rincalzo su Pretti e Pampa. Al largo è Perla Nera Grad, in terza avanza Peter Pan GSO e intanto viaggia in terza ruota anche Petrus che prende la scia di Peter Pan. Intanto per Bibi guida la marcia in avanti, Pistoia lo segue da vicino, trascinandosi Pretty Fans. Peter Pan che avanza all'esterno, 49 appena abbondante per i primi 600 metri. La scia di Peter Pan, Petrus e poi Portuture. Il gruppo è chiuso da Perla Nera. Rimasto lontano il numero 1 di Pagoda, Falu. 49 dicevo per i primi 600, adesso gli 800 in 1,5 sul mio cronometro. È presa piuttosto comoda per Bibi. Peter Pan si avvicina al suo esterno, in corda c'è Pistoia su Pretty Fans che ha all'esterno Petrus, poi Pampa dei Greppi e Portuture, Perla Nera in coda al gruppo, 21 scarso il primo chilometro, ma il ritmo è cambiato, c'è un 15,1 per la frazione dagli 800 ai 600 conclusivi e mancano ora 400 metri al termine per Bibi in vantaggio. Peter Pan al largo di dentro, Pistoia su Pretti che sbaglia e sbaglia anche Petrus. 15 la frazione da 600 a 400, cavalli che entrano ora in retta di arrivo, 15,3 l'ultima frazione, per Bibi al comando Peter Pan che attacca ancora, per Bibi prova la difesa, Peter Pan insiste all'esterno ma la distribuzione dei parziali è stata perfetta e per Bibi, finalmente per lui, riesce a ottenere la prima vittoria in carriera, bravo in salchi Leonardo Faraoni. Il secondo per Peter Pan GSO, il terzo probabilmente per Portuture che regola Pistoia. Per Bibi 2,6 e 2 decimi, quindi la media intorno all'1,18,7, 18,8. In salchi Leonardo Faraoni, il training di Manlio Capanna, i colori della scuderia Giada Brothers e finalmente per Bibi non è più Maiden.